Adesso mi sa che conosciamo bene il progetto di Gasardo Birdi, sarà l'ingegner Di Bartolo, che ha partecipato anche per la progettazione e ha assicurato anche l'esecuzione del progetto, a raccontarci le azioni, gli obiettivi, le finalità di questo progetto. Prego. Buongiorno a tutti. Sì, noi con un gruppo di lavoro ci siamo lanciati in questa avventura quando Giuliana ci ha supportato, e per parlarvi del progetto con particolare, erano delle sfide che abbiamo dovuto soprattutto affrontare perché la Regione riuscisse ad approvarci, insomma. Avevamo la voglia, il desiderio di far presentare la scuola come esempio, per dire non solo quello che si deve fare, ma del fatto che noi lo stiamo facendo, quindi azioni pratiche, azioni durature, che creassero una modifica proprio nelle abitudini familiari delle persone. In secondo luogo poi essere formativi, perché questo è il motivo per cui c'è una scuola, quindi dei corsi per preparare una generazione. E non solo, anche creare un progetto più ambizioso, creare una rete, porre la scuola al centro di una rete di entità locali, cittadini, mettere tutti in comunicazione, quindi far sapere, perché la Sardegna ha delle realtà locali che spesso sono sconosciute ma che sono attive sul territorio, sono importanti, e per fare questo abbiamo avuto per fortuna l'appoggio di molti partners che sono stati sia a livello locale che a livello nazionale, ci hanno supportato e hanno interagito con noi con molto entusiasmo. E da questo è uscito poi il Gasardo Birdi, questo progetto che è partito poi dall'analisi di quelli che sono gli impatti ambientali di una scuola, cioè in che cosa la scuola può creare problemi all'ambiente. Ma ce l'hanno detto i nostri ragazzi. Allora, l'acqua, sì, l'utilizzo di panocarta, i famosi Scottex, i tovaglioli di carta, le mense, i piatti, quindi le stoviglie monouso, quindi tornare un po', agire su questi impatti e tornare alle vecchie abitudini, tornare a qualcosa che nel tempo potesse essere un'abitudine verde, per questo fare. E quindi le sacchette, che sono il simbolo, quello che trovate poi sul nostro albero. Perché queste sacchette? Perché all'interno i ragazzi metteranno il tovagliolo, metteranno l'asciugamano, metteranno la borraccia, che sono i loro strumenti per cambiare un po' le cose, per approcciare in modo diverso il futuro. Quindi abbiamo detto azioni diverse, non azioni che si esaurissero con l'anno scolastico con questo progetto, ma azioni durature, azioni che fossero acquisti importanti che rimanessero nel tempo, un cambiamento nelle abitudini. E quindi punti di erogazione dell'acqua in ogni plesso, con il comune che ci appoggia, abbiamo potuto predisporre questa cosa in modo che ogni ragazzo potesse riempire la propria borraccia, quindi niente più utilizzo di bottiglie in plastica. Ma non solo, apertura alla comunità, e quindi la predisposizione di un fontanile, in modo che anche le famiglie possano evitare questo uso, e quindi da qui il cambiamento delle abitudini. Stoviglie, acquisto di stoviglie in ceramica, in vetro, in metallo, e quindi di lavastoviglie, per cambiare un modo di essere, che è quello di mangiare a scuola con piatti che poi vengono buttati, un'abitudine all'usa e getta che noi non vogliamo dare. Quindi lavastoviglie, utilizzo di tovaglie, tovaglioli, asciugamani in stoffa, programmazione della colonna di distribuzione bevande. Perché? Perché gli insegnanti devono essere un esempio, quindi io non posso creare una rivoluzione e poi bere il caffè e buttare il bicchierino in plastica lì, no? E quindi utilizzo di bevande compostabili, ognuno si porta il suo, per essere coerenti sempre. Eccoli, è vero Giuliano. E quindi poi la comunicazione, fare una comunicazione verde, quindi toner rigenerati, carta riciclata o certificata, utilizzo maggiore dell'informatica e quindi l'apertura alla comunità con i corsi di informatica per aumentare questo sistema, che sicuramente è un sistema più ecologico. Per quanto riguarda i corsi, quindi, come fare a rendere futuro, perenne, questo tipo di educazione e questo tipo di approccio? Grazie all'ausilio di un corpo insegnante valido, per cui quest'anno con insegnanti esterni si è iniziato un percorso che però tramite il CD multimediale che verrà dato agli insegnanti che comunque hanno seguito il corso insieme ai ragazzi verrà continuato nel tempo.
quindi una cultura che non si perde. L'acqua, quindi noi beviamo acqua libera, quindi corsi su quella che è la bottiglia in plastica a partire dalle risorse che servono per costruirla, dagli impatti ambientali, fino ai problemi del riciclo e quindi facendo anche l'impiantistica, ai problemi anche di quanto riguarda lo smaltimento, per fargli capire l'importanza delle risorse e quindi anche l'importanza di non sprecarle. E i risultati li vedete qui intorno a voi, perché questi sono i cartelloni, alcuni cartelloni, perché sono una marea, fatti stessi dai ragazzi che hanno fatto poi i calcoli di quello che è il loro risparmio cambiando abitudini. Ogni cosa naturalmente con i laboratori. Io pulisco, tu riusi, nessuno butta per il problema delle mense e quindi riscoperta della ceramica ma anche delle nuove tecnologie per quanto riguarda appunto le plastiche vegetali e quindi laboratori sempre attinenti. Le famose sacchette che sono state personalizzate, quindi i ragazzi sono stati con noi in tutto, anzi sono loro che alla fine ci hanno insegnato, e poi la comunicazione. Quindi sia la carta, come si fa sfatando tanti miti che purtroppo circolano, cosa vuol dire carta certificata, cosa vuol dire carta riciclata, qual è la comunicazione, quindi laboratori multimediali per aumentare l'informatizzazione, ma anche laboratori pratici per capire come si fa la carta riciclata. Sempre gli impatti ambientali di tutte le nostre azioni per aumentare la consapevolezza. Devo dire che i ragazzi hanno risposto benissimo, tramite il gioco, chiaramente, gli esperimenti, e poi il miglioramento continuo, perché abbiamo detto che questa non è un'azione che si esaurirà, ma è un'azione che ha visto l'impegno delle famiglie, ha visto l'impegno del corpo insegnanti, vede l'impegno delle aziende del territorio, e quindi è un'azione che proseguirà nel tempo anche attraverso questo CD multimediale didattico che verrà lasciato. Per le materne chiaramente parliamo di giochi e la riscoperta dei giochi di una volta, con delle materie prime naturali. Ora, questi numeri, no? Io faccio l'ingegnere, un po' di numeri, io immagino che qualcuno tra voi sta dicendo vabbè, tutta questa storia per 4 borracce, dite la verità. Non ci si rende conto a volte che la scuola in realtà è un'entità anche di persone a livello di numeri enorme. Allora parliamo di quanto questa iniziativa incide sull'ambiente. Noi stiamo parlando in un anno di 882.600 bottiglie da mezzo litro che vengono utilizzate in classe, di 18.400 bottiglie da 1,5 litri che vengono utilizzate a mensa. Stiamo parlando di 1 milione forse, come stima, di bottiglie che spero riusciremo a eliminare di utilizzo nelle case. Quindi di quanto parliamo? 83.000 kg di petrolio evitato, 733.000 litri di acqua che viene utilizzata per fare la bottiglia e che non sprechiamo più. Cioè vi rendete conto delle cifre? Questo è l'impatto e la rivoluzione che sta facendo la scuola e questi dati, grazie a noi, insomma, con il percorso fatto, sono i dati che hanno ricavato i ragazzi, sono i dati che ci sono su questi canoni. Stesso caso per le mense, 92.000 coperti monouso l'anno, 92.000, noi pensiamo al singolo piattino, 3.800 tonnellate di plastica che non butteremo più in un anno, 6.000 tonnellate di anidride carbonica che non mandiamo in aria, 15.800 rotoli di Scottex. Possibile, sì, questi sono i dati da un rilevamento fatto nella scuola, di quelli che sono i reali utilizzi. A mensa 92.000 tovaglioli di carta. Quindi quanto risparmieremo per fare quella carta? 1.170.000 litri in un anno di acqua. 6 tonnellate di anidride carbonica. Quindi l'impatto ambientale della scuola è un impatto ambientale importante che noi eviteremo. Apertura alla comunità, abbiamo detto, incontri con i genitori, corsi gratuiti di informatica, i seminari, ce ne sarà un altro ad ottobre, vi avvisiamo per la presentazione delle realtà locali presenti sul territorio, delle aziende che veramente lavorano in questo campo, quindi un seminario forse anche un po' più pratico rispetto a quello di oggi. La giornata finale, speriamo che ci siate tutti, noi vi invitiamo, che è la giornata finale dei corsi il 9 giugno, dove ci saranno 3 concorsi di riuso creativo, di decorazione su ceramica, è un concorso culinario che mi piace a me, tendo ad assaggiare tutto, un concorso culinario di prodotti a chilometro zero, vero? E ci sarà chiaramente il laboratorio
Antanioli ci saranno tutti i nostri partner, ci sarà materiale informativo, spero che ci saranno anche molte persone. E poi infine la stampa e TV per pubblicizzare tutto, perché non rimanga un'azione isolata ma venga conosciuta, perché quello che si sta facendo è un importante sforzo. Il percorso è stato ripreso in aula, sono state riprese le attività in tutto tondo. Posso dire a chi ce lo chiedeva, finalmente abbiamo le date, si partirà da domenica 17 maggio per 4 domeniche alle 11:30 su Sardegna 1 con moltissime anche repliche che poi vi faremo sapere attraverso i siti web, i giornali, i social network che sono quelli che ci hanno... Giugno. Giugno! Una cazzo la dovevo fare, almeno una era d'obbligo. 17 giugno, quindi inizieremo per 4 domeniche. L'azione è stata pubblicizzata in diversi modi e questo è in sintesi molto velocemente quello che abbiamo cercato di fare tutti insieme. Sono stata velocissima, se ci sono domande o informazioni io sono a disposizione, altrimenti lascio spazio a tutti gli altri.